Oggi la redazione Media 24 ha degli ospiti estremamente importanti perché riguarda le problematiche che oggi sta vivendo la comunità friulana, veneta ed italiana nel Venezuela. Ho qui alla mia sinistra Enzo Gandin, che è rientrato dal Venezuela, già 15 anni presidente del Fogolar Furlan di Caracas, un sodalizio di riferimento non solo per i friulani ma per tutte le comunità regionali italiane, era un momento di incontro. Oggi la sede è stata devastata, a significare il pericolo di chi è rimasto là, sia italiani e sia venezuelani. Lei è rientrato, però ha lasciato i parenti in Venezuela. Precisamente ho un fratello, il prossimo mese compirà 96 anni, ha due figli, mia nipote e mio nipote, purtroppo rischiano la vita ogni giorno per cercare mangiare o medicine per il loro fabbisogno. E altre due famiglie, la parte di mia moglie, no, è lo stesso, vivono le carenze, i problemi e le paure di questo periodo. Periodo triste perché Venezuela è uno stato ricchissimo, però la gente purtroppo muore di fame, muore per mancanza di medicine, muore per assassini, li chiamano i collettivos, vanno in giro con moto dove trovano per un cellulare, per un paio di scarpe, per magari un disprezzo alla vita, ammazzano la gente. Lo dico perché anche mio nipote è stato una volta a rischio, gli hanno spaccato la testa a colpi di pistola, il naso, e grazie a Dio che qualcuno ha chiamato la polizia, della quale nemmeno ci si può fidare perché è quasi alla pari con i collettivos, però si è salvato con la presenza della polizia. Ecco, lei ha questo fratello di 90 anni che magari non può viaggiare, si trova senza medicine, senza alimenti. Che tipo di comunicazione avete con i familiari che sono rimasti là? I familiari telefonicamente loro non possono chiamare, perché a parte di essere costosissimo, frequentemente non hanno la possibilità di contatto telefonico. In questi tempi abbiamo cercato di aiutarli perché realmente morivano di fame e abbiamo avuto la possibilità di spedire loro degli aiuti. Logicamente il prezzo è altissimo, è l'unica maniera perché non muoiono di fame. Mi ha chiamato mia nipote giorni fa e mi diceva che grazie a Dio perché eravamo senza soldi e senza mangiare. Ecco, lei è anche responsabile regionale del Friuli Venezia Giulia verso gli emigrati friulani del Venezuela. Cosa pensa lei e la comunità italiana in Venezuela, che magari seppur in maniera molto difficoltosa, qualche collegamento c'è, della posizione di neutralità, chiamiamo, del governo italiano rispetto al Venezuela, governo italiano che si è differenziato rispetto agli altri paesi della comunità europea, degli Stati Uniti, del Canada, eccetera? Beh, io dico che è tanto colpevole chi ruba e chi tiene il sacco, quindi tenere il sacco a Maduro
e rendersi responsabili dei problemi gravi che possono succedere. In questo momento l'italiano, che è sempre stato amato per la sua inventiva, per il suo amore al lavoro, abbiamo insegnato, possiamo chiamarci missionari, pionieri missionari, perché abbiamo insegnato a fare di tutto a questo popolo. Mangiano, dicono che dopo l'Italia per la pasta sono i venezuelani in secondo luogo per mangiare la pasta. Adesso non la mangiano perché logicamente non la trovano, non c'è e non possono mangiare. Quindi non so, abbiamo insegnato a lavorare, perché un tempo in Venezuela gli operai sì e no lavoravano 3 giorni per settimana, perché il lunedì erano stanchi e magari andavano un giorno e poi il venerdì per prendere la settimana. Noi gli abbiamo insegnato a lavorare, gli abbiamo insegnato la cosa più bella è vedere una persona quando ha imparato a lavorare. Un legame importante con il Venezuela tra la comunità italiana, friulana e veneta. Amerigo Vespucci, cosa ha detto in merito proprio al nome del Venezuela, che con questa sintesi fa capire fino in fondo qual è il rapporto tra le genti italiane e le genti venezuelane? Amerigo Vespucci, io sono stato nel posto da dove lui ha, diciamo, iniziato con il nome del Venezuela, è una zona dove i nativi vivono su delle palafitte, ancora vivono così. E Amerigo Vespucci, passando da quelle parti, disse: sembra una piccola Venezuela, una piccola Venezia, Venezuela. Un altro interessante aneddoto, ecco, un po' per sdrammatizzare, perché il clima che si è creato in Venezuela è terribile, ecco, però dobbiamo anche mandare un segnale di speranza un po', ecco, a questo popolo. E non so se con questo aneddoto lo possiamo dare, però ha un significato importante. Non so se un aneddoto può essere una leggenda, che Dio, quando ha creato il mondo, era stanco, si ferma il Venezuela, butta giù tutti questi doni e il Venezuela diventa ricchissimo. Nel frattempo San Pietro, seppur appunto è leggenda, avvisa il Padre Eterno dicendo: speriamo che non arrivano dall'esterno gli altri. Purtroppo è una leggenda, ma si sta verificando. San Pietro, che non era nato logicamente a quei tempi, si preoccupava per tutte le ricchezze che sono cadute sul Venezuela, infinite, tutte le cose più valiose che sono oggi ricercate, le troviamo in Venezuela. E San Pietro, il Signore disse: San Pietro, non ti preoccupare, ci saranno dei vicini che sapranno sfruttare le ricchezze del Venezuela. Claudia Gandin, la figlia del presidente del Focolare Furlan appena ascoltato, per la millesima volta nella storia chi pretende di fare il bene assoluto userà assoluta violenza e il fine giustifica purtroppo i mezzi. Oggi siamo sorpresi e scandalizzati come se il Venezuela fosse una scheggia impazzita, piovuta
chissà dove, come se alcuni stati non avessero nessuna responsabilità. Cosa pensa la comunità italiana in Venezuela della posizione che i vari paesi nel mondo hanno assunto rispetto a questo grave problema? E a lei che è giovane chiedo anche cosa pensa della posizione del governo italiano. Bene, buongiorno. Innanzitutto voglio chiarire che io non sono un politico, non ho studiato niente a che fare con la politica, ma purtroppo la situazione del Venezuela ci ha portato ad esprimerci in quel settore lì. Io veramente sono indignata e molto preoccupata dalle posizioni che si prendono neutrali quando c'è una decisione tra quello che è la morte e la vita, la democrazia o la dittatura, e quindi non ci possono essere persone o paesi o associazioni che voltano le spalle o cercano delle soluzioni nel frattempo che stanno morendo migliaia e migliaia di persone. Le posizioni che hanno preso, diciamo che in questo momento era il momento giusto perché si sono come allineati i pianeti per quello che riguardava la decisione di cercare una via democratica all'uscita del potere di un narco-castrocomunismo in Venezuela. Dico narco-castrocomunismo perché la testa pensante di quello che è il regime del Venezuela è il regime di Cuba. È praticamente tutto telecomandato da quel paese, quindi la posizione di certi paesi di dire che c'è un'ingerenza, che ci vuole essere un'ingerenza degli Stati Uniti per voler prendere il petrolio, per poter usufruire delle ricchezze del Venezuela è totalmente sbagliato, perché l'ingerenza cubana è nel paese da più di 15 anni, praticamente da quando Chavez ha preso il potere nel 1999. Quindi diciamo che tutto questo è stato mascherato da una finta democrazia, perché nonostante la situazione si permettevano fare delle elezioni che poi andavano bene o male accolte dalla comunità internazionale. Nel momento che il popolo venezuelano ha iniziato a vedere che l'inflazione era ogni volta più galoppante, la delinquenza era sempre più alta, l'opposizione non poteva esprimersi contro il governo perché venivano carcerati i leader politici o venivano annullati politicamente. La gente ha iniziato a versarsi per strada a protestare. Tra i quali tutte le comunità presenti in Venezuela, anche straniere che prima non si erano espresse mai politicamente, non avevano mai partecipato a nessuna manifestazione politica, ci siamo versati tutti nelle strade a protestare contro l'oppressione. Ecco, allora mi viene da pensare a un passaggio. Il chavismo sembra che non sia figlio di nessuno, invece è figlio prediletto del castrismo, nipote naturale del peronismo, cugino non troppo remoto dei vari populismi dell'Europa latina. I populismi tendono ad assomigliarsi molto in ogni angolo del mondo. Una giovane venezuelana da un anno in Italia, l'altro giorno proprio, sempre per questa emittente, mi ha rilasciato una dichiarazione che mi ha colpito per la sua maturità a significare della sofferenza che ha avuto in Venezuela, che ha dovuto lasciare amici, famiglia in Venezuela per arrivare in Italia, e mi ha detto questa frase: alle prossime elezioni, che arriveranno presto o tardi, perché le elezioni le vogliono la popolazione venezuelana, chiede e si rivolge ai giovani: non votate il partito che ha un leader carismatico, ma guardate al programma e al progetto politico al servizio del Venezuela, che ne
tanto bisogno. Lei, rispetto a questa posizione di questa giovane ventenne, 1 anno in Italia, cosa ne pensa? Io penso che è proprio così, che in pratica tutti quei leader che scoppiano che praticamente trascinano le masse, sono quelli che bisogna vedere in una certa maniera, vedere con più attenzione, perché questi, come dice lei, che sono leader populisti, tendono a voler risolvere i problemi in periodi di tempo molto corti, e hanno molte volte delle soluzioni che non fanno crescere quello che è il lavoro o il benessere della persona in sé, ma fanno praticamente avvicinare a chi sta bene, avvicinare a chi è più povero, perché con quelle misure populiste vogliono tirar fuori dei soldi da dare alle persone. Metto un esempio molto concreto in Venezuela di quello che è successo nella sanità. La sanità in Venezuela praticamente è privata. Uno deve pagare il medico, altrimenti se uno va nella sanità pubblica, sì, ci sono bravissimi medici, ma non hanno avuto mai tutte le risorse per poter esercitare una sanità adeguata. Adesso, in questo momento, praticamente stanno anche gli ospedali privati con mancanza e carenze di strumentazioni, di tutto, manca anche la luce. Ricordiamo che in questi ultimi 4 mesi sono morte 1557 persone per carenze sanitarie negli ospedali sia pubblici che privati, dei quali quasi 90 sono morti per la mancanza di elettricità, che il governo continuamente fa dei tagli in tutte le regioni del Venezuela. Quindi le dicevo, il caso concreto di questa misure che ha preso il governo di Chavez non è che loro hanno migliorato gli ospedali, nonostante il Venezuela in quel periodo stava ricevendo $100 per barile di petrolio, moltiplicato per 3 milioni di barili di petrolio che si producevano in quell'epoca. Nonostante quello, loro non hanno migliorato gli ospedali. E cosa hanno fatto? Hanno pagato delle polizze private alla gente perché andassero a curarsi negli ospedali privati. Non hanno migliorato le scuole e quindi il sistema sanitario in Venezuela è collassato completamente. Adesso non ci sono nemmeno i dollari, non ci sono i soldi per importare né il materiale né gli strumenti né gli equipaggiamenti negli ospedali, e quindi peggiora di giorno in giorno, la situazione critica e molto grave in Venezuela. Ecco, cosa secondo lei dovrebbe fare la comunità internazionale rispetto proprio a questa assenza ormai di strutture, assenza di economia? Ecco, un po' sembra tutto quanto collassato. La comunità internazionale, se interviene cercando di ridurre quelli che sono i rapporti di carattere economico con il Venezuela, ecco, la situazione non correrebbe il rischio di peggiorare? No, le dico perché. Quello che si sta facendo, che chiamano che c'è il blocco degli Stati Uniti verso il Venezuela, non è niente vero. Perché cosa ha fatto gli Stati Uniti in questi ultimi mesi? È stato bloccare i conti di questi narcodelinquenti che comandano in Venezuela. Adesso la Citgo, che è dove praticamente controllano le vendite dei barili del petrolio negli Stati Uniti, questi soldi non si consegneranno più al regime di Maduro, li consegneranno alla presidenza ad interim, per poter iniziare a lavorare, per poter iniziare a dare una svolta economica e uscire dalla crisi. Io voglio fare un appello alla comunità internazionale, ma soprattutto all'Italia, che ha voltato le spalle in una maniera veramente vergognosa verso i connazionali, perché in Venezuela ci sono quasi 2 milioni di persone di origini italiane, con cognome italiano, e ha voltato le spalle a un paese che ha avuto dei rapporti commerciali e è stato un paese che ha accolto una comunità intera di tante nazionalità, dove è stato un terreno fertile per poter sì svilupparsi anche il paese, ma anche dare opportunità a tutti quelli che sono andati a lavorare là. E quindi l'appello è
per far pressione sulle comunità internazionali per far entrare gli aiuti umanitari, perché è urgente, perché non avete idea, qui non passano le immagini in televisione della gente che sta morendo di fame, bambini, denutriti, anziani, gente negli ospedali, è una condizione proprio veramente che assomiglia è peggio anche dei paesi di guerra. In Venezuela muoiono in mano della delinquenza più di 25.000 persone all'anno, più quelli che stanno morendo di fame, più quelli che stanno morendo per le carenze mediche. Quello sarebbe il primo appello. L'altro appello è non sopportare più questo governo, anzi regime narco-castro-comunista, perché sta praticamente, per quello che le ho detto prima, che si erano allineati i pianeti, perché grazie al cambio che c'è stato di politica sia in Brasile, di governo in Brasile, in Colombia, in Argentina, negli Stati Uniti, praticamente tutto il continente americano si è voltato verso l'appoggio della presidenza ad interim di Guaidó. E voglio fare un ultimo appello, è quello di non continuare a dire per televisione che si è autoproclamato. Juan Guaidó è il presidente dell'Assemblea Nazionale del Venezuela, l'unico organo esistente in Venezuela legittimamente costituito e votato dagli elettori. Tutti gli altri sono stati intervenuti da Maduro e creati con persone che sono a favore di questo regime. Quindi, essendo lui il presidente dell'Assemblea Nazionale, avendo convocato in anticipo le elezioni per il secondo mandato di Maduro, dove ha annientato l'opposizione, ha messo dei candidati che erano a favore del regime e quindi non ha permesso all'opposizione di partecipare a queste elezioni. Diventano queste elezioni un broglio elettorale. La Costituzione del Venezuela, negli articoli 233 e 333, dice che quando c'è un vuoto di potere per qualsiasi motivo che ci sia, passa in automatico ad essere il presidente ad interim del Venezuela il presidente dell'Assemblea Nazionale. Quello che hanno fatto i paesi occidentali, salvo l'Italia poi. Esattamente, e quindi non si può, veramente è vergognoso, è triste, indignante e vergognoso. Un'altra cosa volevo chiederle. Mi risulta che lì, ad esempio, c'è un grande problema delle autorità diplomatiche del paese. 2 milioni di oriundi italiani che vivono in Venezuela che si trovano senza le autorità diplomatiche. Una cosa di una gravità inaudita. Tutti preferiscono andare a fare l'ambasciatore a Berna che a Caracas. Esattamente così, proprio così, perché c'è il problema che non riescono a trovare un ambasciatore che voglia andare in Venezuela adesso che finisce il periodo di quell'altro che c'è adesso. Poi avevano messo un numero da contattare al consolato o all'ambasciata per chi avesse dei problemi medici. Noi abbiamo dei casi proprio specifici di persone che conosciamo che hanno tentato di contattare quel numero e alcuni ci dicono che non risponde mai nessuno, altri hanno fatto contatto, gli hanno detto che per avere delle medicine delle persone che avevano problemi gravi di salute gli hanno fatto compilare un modulo, gli hanno fatto aspettare 10 giorni, dopo 10 giorni avevano detto che quel modulo era sbagliato, che dovevano rifare tutta la trafila burocratica, hanno rigettato nuovamente il modulo e quindi si sono trovati senza questi medicamenti. Ci sono le ambasciate della Spagna, ambasciate e consolati della Spagna, del Portogallo e di altre nazioni che si sono messi a disponibilità delle loro collettività, dando veramente degli aiuti molto concreti. Quindi un'altra volta noi italiani, per quanto riguarda la politica estera, abbiamo trasferito tutti i nostri difetti italiani all'ambasciata a Caracas, moduli sbagliati, telefoni che non rispondono,
autorità diplomatiche che non ci sono. Esattamente proprio così. E rimane un vuoto veramente di tristezza al doverlo dire, perché diciamo che noi figli di italiani all'estero abbiamo un forte sentimento di identità italiano. Abbiamo sia quello del paese di nascita, ma per noi anche le nostre radici sono un fatto importante e determinante, e quindi trovare che i nostri genitori o nonni che hanno fatto il sacrificio di trasferirsi all'estero nel dopoguerra, di aver lottato in un paese che non conoscevano, di aver lavorato per decenni mandando anche dei soldi alle famiglie che erano qua in Italia, di venire praticamente ogni volta in ferie in Italia e consumare tutti i prodotti made in Italy, made in Friuli, le aziende che si facevano in Italia e in Venezuela degli italiani si costruivano tante volte con prodotti italiani. Siamo stati tutti gli ambasciatori dell'Italia all'estero. Abbiamo praticamente fatto e contribuito alle camere di commercio ad aprire le porte di tante aziende, di tanti prodotti commerciali. Trovarci che l'Italia in pratica non bada, non interessa la sorte di tanti connazionali all'estero, come quello che sta succedendo in Venezuela. Ci sono stati tanti sequestri, tante morti di connazionali e qui non se ne è mai parlato. Mi viene in mente gli anni 50, quando in giro per il mondo un illuminato politico italiano, che non serve fare il nome, aveva costituito i circoli italiani per il mondo, per far conoscere la cultura italiana, la lingua italiana. Oggi non abbiamo più nemmeno un'ambasciata che funziona. Infatti. Ecco, e chi si trova all'estero di fronte a questa situazione che diventa incredibile, perché diventa anche un problema non solo di carattere umano, sentimentale, di legame con la comunità italiana, ma questi non sono, mi viene quasi da pensare, nemmeno in grado di fare un interesse di carattere economico. Devo dire anche che da come mi hanno detto, il personale nelle ambasciate, nei consolati li hanno anche ridotti, quindi devono lavorare di più e hanno meno personale. Anche questo è uno dei motivi, perché non vogliamo demonizzare tutto il personale delle ambasciate e dei consolati, perché ci sono anche quelli che lavorano duramente cercando di fare tutto il lavoro che c'è. Per esempio il caso specifico di mia cugina, che ha avuto una bambina e lei è italiana, e per fargli il passaporto alla bambina, il passaporto italiano, ci sono dovuti 3 anni. E così tante altre persone che sono disperate per venire via, sono venuti magari nipoti di questi italiani e si sono ritrovati qua che non erano iscritti all'AIRE, e nei comuni li hanno rimandati dicendo: lei deve tornare in Venezuela a iscriversi all'AIRE. Non c'è una soluzione, i comuni non sono preparati per ricevere le persone che stanno arrivando qua. C'è una disinformazione a livello comunale in tutte le regioni. Quindi un appello anche ai comuni del Veneto, del Friuli, dell'Italia, di muoversi con le prefetture per cercare di dare una risposta a queste esigenze, perché di come stanno andando le cose in Venezuela, e purtroppo per un po' di tempo continueranno in questo modo, questi problemi saranno di carattere esponenziale. Quindi una risposta, questo è un appello che dobbiamo fare ai nostri sindaci: dovete in qualche modo muovervi con le prefetture, perché in questo modo non possiamo più andare avanti e non possiamo lasciare allo sbando le nostre comunità all'estero. Esatto, voglio approfittare questo spazio anche per dire che ieri una piccola comunità italiana e italo-venezuelana
e abbiamo assistito alla mozione per il Venezuela nel Consiglio regionale in Friuli Venezia Giulia, dove è stato approvato all'unanimità il riconoscimento di Guaidó come presidente ad interim, e così come la svolta che deve fare il Friuli Venezia Giulia per portare gli aiuti umanitari ai corregionali che si trovano in gravi difficoltà. E questo adesso, con questa approvazione all'unanimità di tutte le forze politiche del Friuli Venezia Giulia regionali, può servire anche di modello per le altre regioni, a far sì che prendano l'iniziativa anche loro per poter aiutare, perché purtroppo gli aiuti umanitari in questo momento riescono ad arrivare soltanto con i corrieri privati. Gli aiuti umanitari che erano arrivati dagli Stati Uniti, dalla Spagna o dal Portogallo, dal Brasile, da altri paesi, sono stati respinti e anche bruciati, e come abbiamo purtroppo visto, e represso a tanta gente, ammazzati. Luego de que la Policía Nacional Bolivariana haya detonado algunas bombas lacrimógenas hacia las gandolas y estas mismas se estén incendiando. La ayuda humanitaria se está consumiendo en llamas en este momento en el puente Santander. Estamos llevándole la información. Vemos cómo esta gandola se está incendiando en este momento en el puente Santander que conecta hacia Cúcuta. Vamos a dejarlo con las siguientes imágenes. Riprendiamo una importante riflessione in merito ai fatti tragici del Venezuela, e ho qui con me il professore aggregato dell'Università degli Studi di Udine Guglielmo Cevolin, presidente anche di Storia, un'associazione di geopolitica, e un importante collaboratore della rivista Limes tra Udine, Pordenone e Venezia, una realtà tra le più importanti d'Italia. Abbiamo quindi uno studioso di queste problematiche. Allora vado subito, professor Cevolin, con una domanda che mi sembra abbastanza incisiva per far capire al punto in cui si trova la situazione del Venezuela e fa capire anche una possibile evoluzione. Non ci vuole un profeta per indovinare che il futuro del Venezuela dipende dai militari. Militare è il regime, le forze armate non sono una istituzione dello Stato, sono un apparato del regime, non difendono la Costituzione ma il chavismo. Si possono allora ottenere dei possibili risultati aumentando le pressioni su Maduro con altre sanzioni o altri provvedimenti? Beh, effettivamente la riflessione sui militari è molto importante. Abbiamo visto adesso nella crisi, nel tentativo di portare gli aiuti umanitari dalla Colombia oppure dal Brasile, come tutto sommato purtroppo il regime di Maduro ha tenuto proprio grazie ai militari. Pochi militari sono passati, hanno passato il confine, hanno tra virgolette disertato per stare vicini al presidente Guaidó, che è quello secondo la Costituzione venezuelana e secondo anche i riconoscimenti internazionali il punto di riferimento democratico. Purtroppo il regime di Maduro ha il sostegno dei militari, soprattutto ovviamente dei vertici militari, e in organizzazioni di carattere ovviamente verticistico dove si obbedisce agli ordini, avere gli alti gradi significa avere per certi versi il comando. I disertori, ripeto, sono stati pochi e quindi Maduro ha potuto mantenere le frontiere, impedire che entrino gli aiuti umanitari,
e ballare in centro a Caracas con delle contromanifestazioni per far vedere il suo consenso, ecco il consenso che comunque ha, tenendo le persone per la fame, tenendo diciamo il pugno di ferro dell'ordine pubblico con i militari, ingerendo pesantemente sugli aspetti democratici, dal Tribunale Supremo di Giustizia all'indizione di elezione di un'assemblea costituente che è stata eletta sfruttando diciamo dei meccanismi elettorali che hanno eliminato l'opposizione e favorito i gruppi che sono a sostegno di Maduro. Il dialogo che gran parte della comunità internazionale, ma anche il diritto internazionale, no, va cercando questo dialogo. È sicuramente una bella parola, ma a volte è anche ingannevole. La domanda d'obbligo che io cerco di farle, ma il dialogo tra chi e a quali condizioni sono possibili oggi in Venezuela? Ma qui allora, intanto in questi giorni si sta tentando di approvare qualche risoluzione al Consiglio di sicurezza. Da questo punto di vista, proprio in queste ore ci sono due risoluzioni, una proposta dalla Russia, una proposta dagli Stati Uniti. Molto probabilmente nessuna delle due riuscirà ad avere la maggioranza almeno di 9 membri del Consiglio di sicurezza con l'astensione degli altri, e questo perché ovviamente il gioco geopolitico che si gioca sul Venezuela è quello da un lato degli Stati Uniti e dall'altro lato della Russia e della Cina, secondo uno schema per certi versi che spesso si ripete in tutte le crisi internazionali. Pensiamo per esempio recentemente cos'è accaduto in Siria. In Siria gli Stati Uniti si sono un po' ritirati, la Russia ha contribuito con l'intervento dell'aeronautica a far vincere, diciamo, gli oppositori all'ISIS, e il risultato però è stato che questa vittoria della Russia in Siria è stata controbilanciata da un intervento militare americano con anche altri contingenti militari che hanno lanciato una serie di bombardamenti durati pochissimi minuti in Siria, proprio per ristabilire, come dire, far vedere che comunque oltre alla Russia anche in Siria c'è la possibilità di intervento militare americano attraverso le portaerei e così via. Quindi come ci insegna Lucio Caracciolo, che tra l'altro avremo a Pordenone e a Vittorio Veneto nell'ambito del corso di geopolitica, del 23° corso di geopolitica, cioè Storia, è nel nord-est una realtà che riesce ad avere i contatti con tutti i soggetti più vicini per capire le relazioni internazionali, e poi riesce ad avere una proiezione anche, come abbiamo avuto a Bruxelles, a Bogotà, a Barcellona, e quindi è questa una realtà che è da 30 anni che si occupa di geopolitica insieme all'Imes, e quindi, come ci insegna Lucio Caracciolo, non è sufficiente spiegare l'interesse degli Stati Uniti per il petrolio. Non è così, si sta giocando purtroppo su diverse crisi, e anche su quella del Venezuela, un po' i pesi, la capacità delle superpotenze di influenzare il mondo. Contemplare la restituzione dei legittimi poteri all'Assemblea legislativa, come abbiamo già sentito, e al ritorno della democrazia sotto osservazione internazionale a questo punto, perché sarebbe l'unica cosa che potrebbe aver senso. Ma l'interlocutore può essere Maduro? Allora, qui il problema delle possibili soluzioni è abbastanza drastico. Allora, le possibilità future. Primo, il rischio che il Venezuela diventi, come anche un po' gli amici che abbiamo invitato in delle manifestazioni a Spilimbergo e a Udine al Salone del Popolo
del Fogolar Furlan e gli amici venezuelani ci hanno detto, il rischio è anche quello di trasformare il Venezuela in una nuova Cuba e quindi in una dittatura che continua. Che cosa? Continua adesso un ciclo costituzionale che è stato avviato dalla Cina e che è un po' seguito da tutti i paesi comunisti nel mondo, cioè il fatto di mantenere il potere in maniera dura attraverso un regime con praticamente un partito unico e un dittatore, una selezione della classe dirigente non democratica, quindi no diritti umani, no democrazia, però apertura all'economia. Persino Cuba in questi giorni sta seguendo questa via, cioè mantenendo il potere nel gruppo di Castro e però con aperture all'economia, con cenni alla proprietà privata e così. Quindi stiamo parlando, come vediamo, di un caso, questo del Venezuela, che è un caso di scuola, di esempio di quello che sta succedendo nel mondo per i prossimi anni. È un banco di prova, quindi l'interesse degli Stati Uniti non è, come a volte semplificamente si dice, solo per il petrolio o per le risorse petrolifere, che ormai se passeranno le decisioni di carattere energetico che si stanno profilando e in Europa e in generale un po' nel mondo, avranno meno peso. Potrebbe essere così uno specchio per le allodole questa posizione del petrolio, perché ormai è un po' nella politica internazionale degli anni 60 che sentiamo sempre che gli interventi vengono fatti sempre per questo petrolio, ma sembrerebbe che ormai le conoscenze scientifiche, le ricerche tendono a far di questa fonte energetica una riduzione abbastanza significativa, quindi i giochi probabilmente sono molto più complessi, sono proprio di potere, sono proprio di egemonia nel mondo. Beh, il petrolio il venezuelano è il migliore petrolio del mondo e serve alla Cina, anche se la Cina ormai in Venezuela ha perso molti miliardi e non li recupererà più. Quindi da questo punto di vista il petrolio comunque continuerà a rimanere abbastanza importante, perché è ancora una risorsa. Sotto questo profilo penso a il nostro amico Nicolazzi, che è stato anche italiano, presidente di Gazprom russa, un italiano presidente di Gazprom russa, che ci ha sempre spiegato come in realtà questa risorsa del petrolio sia una risorsa incredibile, che riesce a essere trasportata, riesce a essere impiegata in diversi modi e quindi è sempre una grande ricchezza. Certo, il problema della soluzione della crisi venezuelana passa attraverso invece un tentativo di avere una svolta democratica, e sotto questo profilo però bisogna anche qui essere chiari. Allora, chiedere elezioni adesso è una cosa ovviamente importante, però con Maduro e con il potere dei militari, con il sostegno dei militari, è difficile che si possano svolgere delle elezioni democraticamente tranquille, significative e non influenzate dalla dittatura. Quindi da un lato, sotto questo profilo, è necessario, e l'unica speranza per i venezuelani è o un intervento, e questo è forse quello un po' più auspicabile, uno sfondamento, uno scuotimento da parte dei paesi come la Colombia e come il Brasile, che hanno anche mutato ciclo costituzionale, che sono tutti passati verso posizioni liberal-democratiche, diciamo, e quindi un'influenza delle potenze regionali che hanno anche a cuore la stabilità, perché ovviamente dobbiamo tenere presente che io conosco molto bene la Colombia, e in Colombia i venezuelani inizialmente sono stati accolti molto bene, adesso inizia a essere un pochino, a esserci dei sacrifici anche per i colombiani, che anche loro sono in una crescita economica e hanno paura di vederla
così bloccata da un esodo di venezuelani. Quindi sotto questo profilo, vedete, gli interessi degli stati vicini sono più pacifici per certi versi, nel senso che un intervento invece degli Stati Uniti porterebbe alla contrapposizione castrismo-yankee, a una semplificazione che sarebbe un po' ovviamente troppo facile, ma che porterebbe molto probabilmente alla guerra civile, a situazioni molto più drammatiche. Infatti Guaidó è andato adesso, è in questo momento in Brasile, quindi sta cercando proprio di fare questo tipo di attività, cioè di scuotimento da fuori, perché un'altra possibilità che Guaidó ha è quella di tornare in Venezuela, e un'altra ipotesi che ha già lanciato: dico, io torno in Venezuela, se mi arrestano, se mi mettono in prigione, se mi torturano così, scendete tutti in strada, popolo venezuelano. Però abbiamo già visto che purtroppo questa cosa qui non è successa, quest'altro appello di Guaidó non è successo, non ha avuto successo con riferimento agli aiuti umanitari. Quindi da questo punto di vista anche qui non vorremmo che il povero Guaidó, per esempio, facesse un ritorno in Venezuela e poi la situazione si bloccasse e andasse in crisi ancora di più, diciamo. Quindi ecco, la soluzione è sempre quella di spingere piano piano il regime a svuotarsi per il grave dissenso della comunità internazionale, bisogna evidenziare tutte le situazioni drammatiche della popolazione venezuelana, e qui c'è anche un gioco e un interesse che avrebbe il nostro paese a sostenere, cioè l'Italia, a sostenere i propri connazionali, primo perché è un diritto e un dovere, un diritto dei nostri connazionali ad avere degli aiuti, ed è un dovere del nostro paese, ma poi anche perché corrisponde al nostro interesse nazionale questo, perché uno ristabilimento dell'economia venezuelana darebbe sicuramente degli sbocchi anche alla nostra industria, alla nostra economia, che è molto legata proprio a questi nostri emigranti, a queste nostre ambasciate non istituzionali ma concrete all'estero. Partire intanto dall'Europa che non riconosce la legittimità della presidenza Maduro, cioè questo è già un no, l'Europa la riconosce, l'Italia no. Sì. No, la presidenza Maduro. No, cioè, giusto, quindi che l'Europa chieda e tutta la comunità internazionale possa chiedere le nuove elezioni, anche queste sono elementi base di partenza per poter costruire un quadro di rapporti anche internazionali per garantire un percorso democratico del Venezuela. E poi bisogna, a mio avviso, proprio aspettarsi che le potenze devono ratificare la presidenza legittima di Guaidó. Cioè, è lui oggi che, secondo la Costituzione, dovrebbe condurre il paese, il Venezuela, verso nuove elezioni. Secondo lei questi non sono forse alcuni elementi base di cui partire in una prospettiva democratica di quel paese? Questo sì, questo è sia quello che si può dire dal punto di vista del diritto costituzionale, sia rappresenta gli auspici di chi ha una visione democratica dei rapporti internazionali. Però, come un po' dicevamo, su questa partita si giocano anche gli interessi delle superpotenze. Noi stiamo andando verso un mondo che ha visto e vede il lento declino degli Stati Uniti come unica superpotenza, l'affacciarsi della Cina, il risorgere per certi versi della Russia e il profilarsi quindi di un mondo secondo lo schema del G3, cioè di G2 e anche G3. Allora G2 vediamo che nei rapporti internazionali
Trump è disponibile a fare degli accordi commerciali per far la fine della guerra dei dazi con la Cina, perché conviene a tutti e due. Tutto sommato grazie anche al ruolo della Cina, la Russia, che è stata gettata nelle braccia della Cina, continua a risalire un po' il suo peso internazionale. Prima abbiamo fatto anche un esempio concreto nella Siria. Quindi alla fine vediamo che questi soggetti, gli Stati Uniti, che comunque sono il punto di riferimento principale comunque ancora delle relazioni internazionali, però si sono affiancate queste due superpotenze, tra l'altro non democratiche, e quindi il mondo si sta dividendo proprio tra chi sta dalla parte degli Stati Uniti e della democrazia e chi invece sta dalla parte della Cina e della Russia, cioè di autocrazie che riescono ad avere una classe dirigente molto assertiva, che per certi versi ha anche la capacità di governare i loro paesi a lungo periodo, con degli lunghi obiettivi. Pensiamo che la Cina sta pensando al 2050 come obiettivi, e gli Stati Uniti, a causa dei cicli elettorali, stanno già pensando a fra 2 anni alle prossime elezioni presidenziali. Quindi i profili decisionali, vedete, hanno i tempi delle democrazie molto ristretti e invece i tempi lunghi, la capacità di tempi lunghi di queste autocrazie, e gli scontri tra questi due livelli pesano poi in tutte le crisi internazionali. Ecco, professore, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Questa emittente vuole portare il suo contributo proprio alla soluzione, ad essere vicina alla comunità italiana in Venezuela. Vorrei ringraziarla per la sua partecipazione e disponibilità. Ecco, terminare con una riflessione che magari possiamo prendere un'altra volta. Con la caduta del muro di Berlino si diceva che la storia era finita, invece vediamo che una storia nuova, di nuovi equilibri internazionali stanno arrivando, e in questi nuovi equilibri internazionali purtroppo si è inserita in quell'ingranaggio infernale degli interessi di equilibrio che è il Venezuela, e non solo. Grazie. Grazie a voi.